cari amici affezionati di Parlando con le Stelle. È sempre la splendida Esther Shine che vi condurrà nel viaggio galattico di questa puntata. Continuiamo con le puntate speciali e con i loro ospiti speciali, persone che hanno fatto la storia, quella con la S ed esageriamo anche con la T maiuscola, persone che hanno seguito una missione. Questa sera sarà con noi un ospite speciale che viene da Ninive, città dell'attuale Iraq. È con noi, qui a Parlando con le Stelle, Giona! Buonasera Giona, spero tu abbia fatto buon viaggio, o almeno migliore di quelli che sei abituato a fare. Buonasera a lei, Divina Shine. Il viaggio è andato bene, sì, ho viaggiato in business class, visto i miei precedenti. Tra poco capiremo quali sono questi precedenti particolarissimi dei suoi viaggi. Intanto ci vuole raccontare la sua storia, brevemente si intende, abbiamo solo 27 minuti, tolta la pubblicità. Guardi, è molto semplice. Era un pomeriggio torrido, io stavo sonnecchiando sul divano, a volte bevevo la mia bibita fresca e avevo ridotto al minimo i miei movimenti, ovviamente per non sudare. Fatto sta che ad un certo punto suonano alla porta. Ma chi osava importunarti? Taci, va. È stato l'inizio delle mie sventure. Era un telegramma direttamente dal Signore in persona, che mi chiedeva di andare a predicare a Ninive. E tu come hai reagito? Malissimo, naturalmente. Non avevo nessuna voglia di alzarmi dal divano, soprattutto per andare a predicare ai niniviti. Conoscevo i niniviti, sai? Avevo sentito molto parlare di quanto fossero malvagi ed ero sicuro che quella missione sarebbe stata fatica sprecata. Sprecata almeno per gente così che non vuole ascoltarti. Ma almeno per me era fatica sprecata. Ma, conoscendo l'insistenza del Signore, dovevo trovare assolutamente una soluzione. E qual è stata questa soluzione? Ma ovviamente la soluzione è stata la fuga. Sì, quando non puoi affrontare una prova, basta semplicemente fuggire da essa. Sei sempre stato il mio motto. Così sei scappato? Dove sei andato? Chi ti ha aiutato? Come ti sei nascosto? Cioè, gli spettatori vogliono sapere tutto. Allora, ovviamente sono andato al porto. Non c'era fila per i biglietti, così ho preso il primo piroscafo per Tarsis. Sinceramente non avevo la minima idea di dove fosse Tarsis, però sembrava abbastanza lontano da Ninive, ma soprattutto lontano dal Signore. E così ti sei imbarcato sulla Voia del Farben. E questa sera abbiamo in esclusiva, a Parlando con le Stelle, il capitano della nave Voia del Farben, l'ammiraglio di vascello Pindus. Buonasera ammiraglio Pindus e ben arrivato. Ammiraglio, ha qualche ricordo legato al passeggero Giona? Innanzitutto, buonasera a tutti e buonasera a lei, graziosa Esther. Troppo gentile, ammiraglio. Certo che mi ricordo di Giona. Quel pomeriggio eravamo salpati da Giaffa per la solita traversata a nord verso Tarsis. Mi ricordo che alla sera scoppiò una terribile e improvvisa tempesta. Tutti avevano paura e stavano pregando il loro Dio. E questo soggetto, me lo ricordo bene, Giona l'ebreo, era lì sotto coperta che dormiva beatamente. Mai visto uno sfaticato del genere in vita mia. Giona, vuoi replicare all'ammiraglio? Certo, è stato lui che mi ha svegliato e ancora prima che io apressi bene gli occhi mi ha tempestato di domande in una maniera assurda, come se fosse colpa mia, del mare, del vento e di tutto il resto. Io ti ho solo chiesto di pregare il tuo Dio. È stata la sorte poi a decidere che avremmo dovuto gettarti in mare per placare la tormenta. Esatto, mi hanno gettato in mare solo perché fuggivo dal Signore. E il mare si è calmato? Sicuramente. Stavamo navigando a remi perché c'era troppo vento per le vele, ma non appena gettammo Giona in mezzo ai flutti, il mare si placò, la tempesta finì e il mare divenne liscio come l'olio. Giona, e tu come te la sei cavata? Come sei sopravvissuto? La storia dell'incredibile cara Esther.
Appena le onde mi ricoprirono, fui inghiottito da uno di quei giganti del mare, insomma, una balena. Trascorsi alcuni giorni, 3 se non ricordo male, nella pancia cava di quel pescione. E invocando il Signore, avevo toccato veramente il fondo. Se solo Dio mi avesse dato un'altra vita, di certo l'avrei spesa meglio. Curiosi di sapere come finisce questa avvincente storia? Abbiamo con noi stasera Riccardo Mobi, un ricercatore universitario esperto di cetacei, testimone di un fatto che ha dell'incredibile. Vuole raccontarci cosa ha visto quella mattina? È mio dovere, gentile Esther. Quella domenica mi ero svegliato molto presto. Non avevo ancora fatto colazione che mi diressi verso la spiaggia, dove avevo sempre pronti i miei strumenti per le osservazioni sulle balene. Riconobbi a circa 6 miglia dalla costa una grande pinna caudale di una balena. La balena non si fermava ormai ed era ad un centinaio di metri, 60, 30, 15. Era praticamente sulla battigia, quando vomitò sulla sabbia di un ammasso bavoso. Non avevo dormito bene quella notte a causa di un forte temporale, ma quando mi avvicinai vidi l'uomo alzarsi in piedi e parlarmi. Era Jonah, il primo uomo a sopravvivere all'interno di un altro animale per più di un giorno. Incredibile, e l'ho visto con i miei occhi. Grazie Riccardo Mobi per la sua testimonianza e in bocca al lupo per tutte le tue ricerche. Effettivamente, sai, cara Esther, andò proprio così. Fu allora che decisi di recarmi a Ninive. Di certo non mi aspettavo una città così grande. Pensa che, con calma, naturalmente, ci impiegai ben 3 giorni per attraversarla tutta, a piedi. Sappiamo, Jonah, che la tua predicazione ha avuto un grande successo e ci sono state tante conversioni. E oggi noi abbiamo un ospite d'eccezione, un Ninivita Doc. È con noi a Parlando con le Stelle, il re di Ninive. Buonasera Sua Maestà e benvenuto nella nostra trasmissione. Grazie a voi, principessa Esther. Buonasera a tutti. Sire, mi dicono che la sua città si sia ravveduta e abbia cambiato la sua malvagia condotta in pochissimo tempo. È andata proprio così? Vede, mia cara, il popolo è molto sensibile all'esempio dei suoi capi. È così che alle parole di Giona decisi di togliermi il mantello regale, vestirmi di sacco e sedere nella cenere in segno di penitenza. Ma Maestà, lei era il re. Cosa importa? Di fronte alle cose importanti bisogna restare uniti. È così che meritiamo la pietà del Signore. Grazie Sua Maestà. La puntata volge al termine. Voglio ringraziare tutti gli ospiti speciali di questa sera, in particolar modo Jonah, lo sfaticato Jonah che, condotto da eventi burrascosi, smette di fuggire, rinuncia a sapere cosa è giusto e cosa no e accetta la sua missione. Grazie per averci scelto un'altra volta e alla prossima settimana con un altro prestigioso ospite di Parlando con le Stelle. Baci e saluti dalla vostra Esther. Vi aspetto!